Buondì cari amici della Maratona Veneta, perdonate se rido fin da subito, ma ancora ho visto a prova plastica che le parole legano una potenza energetica sua. Che abbiamo parlato del logos, che abbiamo detto che insomma il pensiero diventa parola, la parola diventa scrittura. E insomma mi ho detto, ma facciamo una parola a mona. E, e invece ho detto no, no, non mi piace mia. E insomma, alla fine praticamente non so spiegare cosa che sia capitato nella mia testa, ma ero convinto di essere soba. E dunque ho fatto già il video per domani, vedrei sarò vestito compagno del co. E non vi dico su cosa che sia, una parola con cosetta. Però sono stamona. Cosa è mercoledì che è una parola con M. E allora rifasso il video che per voi altri lo vedi, non che vi ancora visto cosa domani, ma domani vedrai che taglio il numero di un coma adesso lo peta su. Boh, allora, in sostanza, a parola mona. Da dove sei che mi fuori la parola mona? La parola mona, e che c'è tante teorie, vi dico in pressa quel che secondo me deve significare più utile, diciamo. E ora, la parola mona indica in realtà, adesso mi non so mia, non mi occupo mia insomma de zooiosia, zooiosia, sì. E dunque non studio mia gli animali e compagnia cantando, però lei è il nome di un genere di simie, mono, no? Boh. E la se che l'origine là, che la me dice cosa che sia la parola mona. La parola mona, che in Veneto la viendo parada, sia par dire uno che è bauco, sia per dire, diciamo, l'organo genitale femminile, e un tratto in comune, che è proprio questo qua, simia. Mona vuol dire sostanzialmente simia. Perché? E l'organo genitale femminile in tempi, diciamo, più arretrati rispetto adesso, dove che c'è varie tecniche, diciamo, epilatorie. Perdonami se vago del dettaglio, ma se no non si capisce il perché. Ecco, dal punto di vista morfologico, può somigliare a una signetta, sostanzialmente, no? Boh. E ora sta qua è il primo significare principale, che da qua appunto viene fuori l'organo femminile. Dall'organo femminile viene fuori anche tutti i significati, diciamo, di metonimia che si può adoperare e anche di altre variazioni sostanzialmente. Per esempio, dire vara che tocco de vuol dire che gran bella femmina, quindi la parte pare il tutto, no? Nomino l'organo, come si dice, insomma, una vela sul mare, in realtà non è una vela, che è una barca che ha una vela sola, che la fa andare sul mare, ma nomina una parte per dire il tutto. E allora questo è un tipo di significato. Che altro significato? Che è quello etologico del comportamento della simile è la forma, no? Forma, il fatto di aver pelo sostanzialmente. Qua invece è una questione del comportamento e il segnale sostanzialmente è il bauco. Ecco, e dunque te si mona o te fe il mona e di conseguenza te fai la simia, te fai il bauco, te fai il mona. Ecco. Dunque, sta parola qua veneta che ha una forte polisemia, ha un significato che, anzi, ha due macro significati principali che se poi zontare insieme, a me parere che c'è diverse teorie, magari sui commenti vi metto sotto i riferimenti più corretti, anche perché siccome che sono stato mona e ho fatto un altro video, dunque se tardi, vedo che fai impressa, e dicevo appunto il significato di mona è il primo diretto collegamento con la parola simia. Di conseguenza te si sta la simia, quindi te si sta bauco, te si sta mona, o insomma la simia, la simietta con questo verseggiativo che può indagare in maniera insomma un po' più piacente, manco una volta alla nascita del termine sto significato qua. Una volta mi ha fatto notare, non mi ricordo neanche chi, che la famosa espressione vai mona de to non dico mia, completiamo gli altri, e non voglio essere scurrile oltre il necessario, e sì, in realtà un ritorno alle origini, no? Ecco, e mi viene ancora più da ridere a pensare che se Mona viene da Simia, il ritorno alle origini e può essere interpretato sia appunto in senso di organo femminile, ma anche un ritorno, insomma,
alla primitività e alla semplicità naturale della vita. Ecco, mi viene a dire la cosita, perdonami ma un po' che ho sbagliato, non sapevo neanche ad essere zoba, o meglio, credevo di essere zoba invece se Bercore, e ecco, mi so ciapà che, insomma, ho fatto una figura da mona, ma insomma, era proprio il tema che ha vibrato dentro sta stanza quando che avevo pensato e alla fine l'ho pensato e in tutto un colpo e si è venuto fuori e sono diventato mona. Ho fatto una monada, perché ovviamente da sto termine che se tutte quante le derivazioni, va bene? Bon, se vedremo dunque a domani. Sto qua sì che è l'episodio 77, che ne manca 23. Domani mi vedrei con la stessa camisa a fare da nuovo il 77, ma in realtà sarà il 78. E ora lo taglio già adesso e figureve che domani dico 77, sarà che ho un co, che in realtà ho sbagliato un co, che ho fatto quello che dovevo fare per un co invece era per domani. Ecco, insomma, che ho fatto in monaca, vi capito. Se vediamo domani, vai a... che tanto mi vedi così, e dopo, dopo domani faccio quello per bene, sì. Vabbè, vado avanti. Ciao ciao, ci vediamo domani.